il risultato una stretta collaborazione tra Università di Udine, Biofarma e le istituzioni. Il nuovo tampone salivare, le cui caratteristiche di affidabilità, sicurezza e velocità lo rendono un'arma importante contro il Covid. Un progetto che diventa anche simbolo della capacità di innovazione del Friuli Venezia Giulia e una valida collaborazione tra pubblico e privato. È una grande speranza che anche dopo questo periodo di emergenza si ritrovino delle convergenze fra il pubblico e il privato, ma soprattutto con delle eccellenze che abbiamo nel privato come le università di Udine e di Trieste, per poter mettere a terra altri progetti, nel nostro caso direi sempre nell'ambito della salute, e non solo della salute volta alla cura della malattia, ma anche della salute come prevenzione dello stato di salute del cittadino, il che vuol dire mantenere le persone sane, che è un altro obiettivo che probabilmente in futuro dovremo porci. Per quanto riguarda il risultato raggiunto, ecco, parliamo di questa provetta in cui si raccoglie la saliva. Ci sono, secondo me, 3 punti fondamentali. La semplicità di raccogliere la saliva, perché voi, tutti noi, tutti i suoi telespettatori sapranno come si fa un tampone, se mi permette. Ecco, abbiamo già fatto il prelievo, quindi i tempi, che vogliono dire anche costi, vengono molto accorciati. Dopodiché questa provetta può arrivare non velocissimamente, perché dura 48 ore l'RNA del virus all'interno di questa provetta, ha un laboratorio che, mentre negli altri casi deve riaprire, togliere l'eventuale bastoncino o fare altre operazioni, in questo caso lo processa nella macchina e subito dopo il risultato. Anche qui risparmio di costi, di tempi, di personale, e soprattutto anche per il prelievo non c'è la necessità di personale specializzato, quindi penso a un drive-in, basta una persona responsabile che raccolga queste provette e abbiamo fatto facilmente dei test. Sì, praticamente non deve fare altro che raccogliere, metterci il nome sopra e quindi passare tutto in laboratorio. Esattamente, questa è la vera innovazione, al di là del fatto che questa soluzione, inattivando il virus, rappresenta un elemento di ulteriore sicurezza, ma soprattutto fissa il passaporto genetico, cioè l'RNA messaggero del virus, e quindi probabilmente anche con ulteriori studi che faremo, il fatto di poterlo mantenere in frigorifero per lunghi tempi potrebbe anche permettere di fare degli studi che oggi con i tamponi in commercio fino a ieri non c'erano. Ecco, tra l'altro si diceva appunto che sono in sicurezza anche gli stessi operatori che fanno le analisi, no? Diciamo che se io adesso prendessi questo liquido e glielo versassi sulla mano, lei non avrebbe sicuramente più il virus, qualora ci fosse stato il virus attivo, ma avrebbe semplicemente una soluzione dove dentro però potrebbe esserci l'RNA del virus. Ecco, lei adesso procederà alla distribuzione di 15.000 di queste fialette, di questi campioncini. Oggi siamo in produzione, poi il processo di produzione comporta anche una sterilizzazione che necessita almeno di una settimana, ma appena libereremo il primo lotto, le prime 15.000 fialette saranno regalate, donate all'ospedale civile di Udine, al professor Curcio o a chi all'interno dell'ospedale poi userà queste fialette per fare i prelievi della saliva. Noi abbiamo un piano di produzione che cominceremo, all'inizio saranno 40.000 fialette alla settimana, potremo arrivare in un paio di settimane a 120.000, poi vedremo anche quelle che sono le richieste, perché se evidentemente il prodotto verrà capito, immaginiamo che potremo avere molte richieste, probabilmente quando lo divulgheremo bene in Italia, perché è giusto dare, come ormai abbiamo capito un po' tutti i paesi fanno, la precedenza prima alle mura domestiche, magari in un secondo tempo anche pensare di venderlo all'estero. Ecco, l'importanza di questa collaborazione che è nata, ma c'era già anche prima in piedi, era già in animo anche prima, solo che adesso si è rafforzata, no? Fra l'università e Biofarma, che mette a disposizione i suoi laboratori per continuare in una ricerca così importante. È un esempio virtuoso, noi siamo sempre stati una fabbrica aperta, aperta ai giovani, aperta alle scuole, e abbiamo già
fatto collaborazioni evidentemente con gli enti pubblici di questa regione, però questa collaborazione ha un sapore diverso perché è nata in un momento di difficoltà su un tema che noi non conoscevamo e devo dire che paradossalmente è stata più facile, ma anche perché abbiamo potuto saltare qualche passaggio burocratico che di solito invece è presente, e io voglio farmi promotore quando questo problema della pandemia sarà terminato, e spero veramente a breve, per riprendere questo come un esempio virtuoso che non va ricordato per dare lustro a chi lo ha vissuto, ma va ricordato per cercare di ripeterlo anche in altre realtà, e non solo forse all'interno di questa regione, ma su tutto il territorio nazionale. Una delle debolezze che questa pandemia è riuscita ad evidenziare nel nostro sistema economico è appunto il fatto che molte nostre filiere strategiche non sono autonome, non sono autosufficienti e, come dire, dipendono da strategie, dipendono da investimenti, dipendono da scelte che vengono fatte oltre confine. È fondamentale riuscire ad essere autonomi. Quello che noi stiamo facendo, soprattutto in una filiera come quella dove lavora Biofarma, è il biomedicale, quello di riuscire a riportare interamente una filiera all'interno della nostra regione. Guardate, noi abbiamo laboratori di ricerca eccellenti, ricercatori eccellenti, imprenditori importanti come Biofarma, quindi io penso si debba assolutamente spingere in tal senso. Con sviluppo impresa noi abbiamo lavorato, non dimentichiamoci che è un articolo importante che individua le filiere strategiche, individua anche il biomedicale, e andremo a sostenerle con forza. Quindi insomma benvengano esperienze come quelle che ci è stata presentata oggi da Biofarma. La Regione è assolutamente al fianco di questi imprenditori e di queste imprese. Nell'occasione sono emerse anche le considerazioni sulla difficile situazione attuale. In questo momento è prioritario parlare di vaccinazione. In molti l'attendono, in molti hanno disdetto addirittura la prenotazione. Che cosa possono fare le regioni, in questo caso il Friuli Venezia Giulia, per avere anche più dosi di vaccino, per rassicurare la popolazione sul fatto della necessità di vaccinarsi? Intanto bisogna far conoscere la verità, purtroppo anche con molti mezzi di informazione, penso anche a tutto quello che passa sui social, abbiamo delle fake news che troppo spesso vengono vendute come verità. La verità sono una, è la verità che viene certificata dagli istituti scientifici preposti a farlo, dall'OMS all'EMA all'AIFA, che dichiarano in modo molto chiaro che AstraZeneca è un vaccino sicuro. AstraZeneca è un vaccino efficace con una copertura alla seconda dose fino all'82% e già alla prima del 73%, con una riduzione delle ospedalizzazioni del 95% e con una totale copertura rispetto alla malattia grave, quindi 100% di copertura. Se non si utilizza un'opportunità come questa, AstraZeneca e tutti gli altri vaccini, diventa veramente colpevole perché da un lato non ci si protegge e dall'altro non si potrà tornare a una vita normale. Bisogna dire con forza e chiarezza che l'unica arma che c'è in questo momento sono i vaccini. Dopo tutto quello che viene e tutti i dubbi diciamo, seguiti a informazioni delle volte schizofreniche, altre volte totalmente false, rischiano di fare un danno enorme alla nostra società, alla nostra economia, al nostro lavoro, alla nostra salute. Le dosi vengono vendute ai governi nazionali, quindi le regioni non possono fare un approvvigionamento autonomo. Noi dovevamo organizzare la campagna vaccinale e l'abbiamo fatto. Abbiamo messo a disposizione il personale, stiamo aprendo sedi e punti vaccinali dappertutto, da Udine a Gorizia, a Trieste, a Pordenone, a Tolmezzo. Abbiamo cercato di organizzare anche la conservazione dei vaccini, la somministrazione nelle case di riposo, negli ospedali, tutte le regioni. L'unica cosa che dovevano fare l'Unione Europea e quindi anche il governo nazionale è fornirci le dosi. Allo stato attuale purtroppo non sono sufficienti. Noi abbiamo un esercito schierato fatto da personale medico, sanitario, infermieri, volontari, farmacisti che adesso mi auguro si uniranno, medici in medicina generale, però questo esercito bisogna dargli munizioni, altrimenti la battaglia si perde. Anche oggi l'Ordine dei Medici di Udine ha lanciato l'allarme e ha parlato di una vera e propria allerta. Che la situazione sia complicata è dimostrato dai dati. Tra l'altro non è una cosa che riguarda soltanto la nostra regione, riguarda l'intero paese, in particolare il nord Italia. Noi siamo
completamente in una zona rossa, quindi è chiaro che dobbiamo continuare a fare attenzione. Speriamo di ridurre la pressione ospedaliera, che è importante, il contagio continua a correre e quindi dobbiamo cercare di contenerlo e soprattutto dobbiamo sperare che le persone abbiano un comportamento consono rispetto alle regole che tutti quanti dobbiamo darci. Ecco, preoccupa anche il fatto che ci sono state diverse disdette sulle prenotazioni per la vaccinazione, un terzo delle prenotazioni di questi giorni, che erano fissate per questi giorni, è un numero preoccupante. Questa è l'altra faccia della pandemia, la comunicazione ci ha invaso, spesso anche dicendo delle cose che non andavano dette, ma non perché non si dovevano dire, ma perché sostanzialmente non corrispondevano alla realtà. E quindi è evidente che questa contrapposizione porta anche alla preoccupazione delle persone che in certe situazioni non si fidano e di conseguenza producono questi effetti. Questi sono numeri importanti, io mi auguro che col passare dei giorni queste cose trovino un riequilibrio. Ecco, e poi c'è la preoccupazione anche per quanto riguarda il funzionamento per tutte le altre patologie. È chiaro che tutti gli altri servizi devono essere in un certo qual modo ridotti. Il grande problema del servizio sanitario regionale, e non soltanto regionale, di questo Paese non ha a che fare con muri e letti e basta, ha soprattutto a che fare col capitale umano. Sul capitale umano per troppi anni in questo Paese abbiamo tentennato, abbiamo fatto delle scelte sbagliate e questo è il risultato. Oggi il problema è avere i medici, avere gli infermieri che non ci sono, malgrado le aziende siano pronte ad assumerli, ma non ci sono, ed avere professionisti che non abbiano soltanto la qualifica per poter esercitare questa professione, ma abbiano le esperienze. Professionisti di questo genere non si formano in una settimana, quindi io credo che il dopo pandemia debba ripartire da qui.